lo sapete come gioco, cioè, non lo capite che no, per dare un 2, 7 e faccia scusa, e questo è un altro 7. Raffaele, e che? Io non ti voglio vedere così. Va bene che la partenza è amata. Guarda perché in fin dei conti si va a contrattare con la morte. E la morte fa paura. Ma credi al compare tuo che ha provato. Sarà un miracolo, sarà che il Signore ti vuole aiutare in tua tensa. Quando tu ti trovi là, è un'altra cosa. La morte non è più niente. Tu senti cantare le pallottole che ti mozzicano il cuore, senti scatenare i giochi di botte che ti sfondano le orecchie, ti ci fai la risata, ti ci spassi, è un divertimento, ecco, come se fosse una sbargiassata, una spacconata, boom, 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 e tu rispondi, ma non parlare, non fatti rinconare, ti pernacchi, fratello mio, roba di Napoli, arrivavano più lontano delle cannone. E il tenente che era napoletano, pure lui, si ricreava. Giovane di valore, Raffaele, Antonio Solenne, medaglia d'argento, povera gente. Fate no, proprio lo stesso giorno che tu vedi, merci. Caspita, dai quel Tu mi dici a me, ma uno vede morire un superiore, un compagno. E nemmeno questo lo avvilisce. E io ti dico a te, non l'avvilisce. E questo è un momento passato. Ti ha visto un compagno. Ha più forza e più coraggevole. Ha una forza e un coraggio da leone. E un solo pensiero ha. Io sto di faccia al nemico nostro. Io sto di faccia al nemico mio. È potente il diavolo sangue di Giuda, lo devo distruggere. Poi quando ti parlo per esperienza, fratello mio, qua tu diventi triste da malinconisci. Ah, invece no. Lazzaro è allegro come se fosse un festino. E non tremerà. No, te lo promette Michele, non tremerà. Ma sei proprio una mozzarella, ma come giochi il cavallo e ti tiri il quadro? Ma che gioco il cavallo tiene il quadro? Le carte di denaro? Che devo fare, sì o no? Ma vattene che tu sei buono a giocare solamente a capo e croce. Ma fammi piacere. Non c'è, fammi.